Un brivido lungo 8 giorni. Roberto Zanda è un passo dalla più grande impresa mai compiuta da un sardo. Il massiccione cagliaritano, prossimo ai 60 anni, sarà al via il prossimo 1 febbraio nella Yukon Arctic Ultra 2018, corsa di 483 km in autosufficienza tra i ghiacci di Canada ed Alaska. È una bella sfida, Sono un po' pazzoide, come si dice. Io provengo dal mare, dunque sarà ancora più difficile. Va bene questo, è quello che mi piace. Nel Klondike, il terreno dello Yukon famoso per le pepite d'oro di Zio Paperone, il sardo proverà a scalare la propria autostima prima della classifica nella competizione. Il nemico numero 1 si chiama infatti morte silente da assideramento, insidia subdola ben conosciuta da chi ha a che fare con i ghiacci, meno da chi, come il cagliaritano, viene da lunghe ed estenuanti imprese nel deserto. Perché io ho uno spirito di adattamento molto forte e dunque io penso che un po', ripeto, come ho detto anche nella conferenza, un po' di umiltà, un po' di strategie mi aiuterà ad arrivare dopo 8 giorni a quel famoso traguardo. Meno 50 gradi sarà la condizione standard degli 8 giorni sulla neve. Zanda porterà con sé il meglio dell'attrezzatura tecnica e della tecnologia alimentare, con aminoacidi di ultima generazione e scarpe in materiale speciale, come quelle per gli astronauti, create ad hoc da una delle numerose aziende che rappresenta. Oltre al freddo, quella da assideramento è una morte che non ti avvisa perché produce sonnolenza, ci saranno lupi, orsi e alci. Inoltre avrà appena 4 ore di sonno al giorno per riposare. In tutta la sua avventura Zanda sarà seguito da un team di operatori video. Dai contenuti potrebbe venire fuori un prezioso documentario già in lizza per un premio che conta. Curiosità, uno degli aspetti tecnici cui il cagliaritano dovrà prestare maggiore attenzione è l'evitare di correre. La sudorazione interna infatti determinerà congelamento del liquido e successivo rischio per gli arti ed organi a contatto, come dita, orecchie, occhi e naso. Per questo ogni capo dovrà essere costantemente asciugato a fine giornata. Gran parte della corsa si svilupperà inoltre al buio e con la sola compagnia di una torcia elettrica sul capo, visto che in quelle zone le ore di luce sono appena 4 al giorno. Questa è la cosa che mi spaventa molto, perché camminare per 500 km la vedo un po' pallosa, tra virgolette, che io sono anche un podista. Accennerò qualche piccola camminata veloce, perché il problema è che lì congeli, se sudi congeli, poi io non posso avere tantissimi abiti di ricambio, dunque devo gestire un po' anche la mia foga di podista e rallentare, andare piano. È un lavoro molto di strategia questo. Al via in Canada ci saranno 22 partenti e appena un altro italiano, il forestale Stefano Ferronato, questa volta del nord. Il 70% dei partenti ogni anno si ritira, magra consolazione per l'uomo del caldo, che questa volta ha deciso di sfidare un nemico mai conosciuto prima, il freddo, quello vero. Promessa all'isola, arrivare al traguardo.